Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Papà, ci stanno sparando. Il padre di uno dei ragazzi che erano dentro l'auto crivellata di colpi a Lentini racconta quei momenti di terrore. Dietro l'agguato ci sarebbe uno scambio di persona. Ritorno in classe per gli studenti di Niscemi con l'aiuto degli psicologi. Intanto per la protezione civile la frana avanza ma rallenta. Nel pomeriggio il punto della procura di Gela sull'inchiesta per disastro colposo. Rissa tra famiglie a Palermo per l'amore osteggiato fra due diciottenni, finisce a calci, pugni e a colpi di casco, 15 denunciati. Si scia sull'Etna fra le polemiche, impianti presi d'assalto ma mancano gli spazzaneve per riaprire alcune strade. Tombini bonificati e ingressi limitati in cattedrale. A Catania scatta il piano sicurezza per la festa di Sant'Agata. Da domani torna Devoti Tutti, oltre 50 ore di diretta su Antenna Sicilia, Telecolo, Sicilia Web e sui nostri social, il racconto e le immagini della festa tra punti fermi e nuove sinergie. La vita di Franco Battiato diventa un film, il lungo viaggio dell'artista che ripercorre la sua infanzia e l'evoluzione del suo talento musicale. Calcio, Catania al lavoro per preparare il derby con il Trapani, cambia il programma degli allenamenti dopo la decisione della Lega di far giocare la partita sabato, Siracusa battuto dal Crotone. Papà, mi stanno sparando, è stata la telefonata shock ricevuta dal padre del ragazzo che era alla guida di un'auto crivellata di colpi di pistola a Carlentini nel Siracusano. Qualche giorno fa a bordo c'erano anche due amiche, una è rimasta ferita. Al nostro TG il racconto di quei momenti di terrore vissuti dai ragazzi ma anche dai loro genitori. Francesco Aloi. Lascia immaginare all'1:15 già di notte una chiamata di un figlio che dice papà vieni, mi stanno sparando. Una serata con gli amici che poteva finire in tragedia. Suo figlio è il ragazzo che nella notte tra mercoledì e giovedì era alla guida dell'auto crivellata da una raffica di proiettili. Un vero e proprio agguato mentre stava percorrendo questa strada a Carlentini per accompagnare due amiche a casa. Ad un certo punto è accaduto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. C'è stato uno scambio di persona perché la macchina era appena noleggiata da un paio di giorni, proprio 2 giorni esatte, quindi sparare così all'impazzata senza sapere chi fosse dentro la macchina, solo da incoscienti, solo da pazzi. Una ragazza purtroppo addirittura seduta dietro alle spalle di mio figlio è rimasta ferita, un proiettile gli si era conficcato proprio dal naso fino a raggiungere proprio la mandibola. Vivi per miracolo, il papà lo ripete più volte ed è andata bene anche alla ragazza rimasta ferita al volto. Il caso ha voluto che le due ragazze fossero sedute dietro. Il posto passeggero anteriore, infatti, in quel momento era libero. Avevano appena fatto scendere un loro amico che stava lì vicino. Appena sceso lui, manco 2 minuti, si sono trovati crivellati di colpi e mi creda, a vedere da quanti colpi stavano in macchina, quando ho controllato dopo con i carabinieri e ne vedo uno proprio nel lato passeggero, proprio all'altezza della testa. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli autori dell'agguato, ma nel frattempo ci si chiede come sia possibile che possa accadere tutto ciò, per di più, come sembra, per uno scambio di persona. E adesso andiamo in diretta a Niscemi dove oggi hanno riaperto le scuole, un primo segnale di normalità. La Protezione Civile intanto fa sapere che la frana continua a muoversi. Per noi c'è Gerry Italia. 8° giorno dalla piazza di Niscemi, 8° giorno con i primi dati tecnici che arrivano dal fronte franoso. Come dicevi tu bene all'inizio, la frana è ancora in movimento, però rallenta, e questa è una buona notizia. Però dalla Protezione Civile smorzano l'entusiasmo perché dicono che è difficile fare previsioni su quando si fermerà definitivamente il fronte franoso. Sono diverse ancora le sacche d'acqua all'interno dei 5 chilometri del fronte franoso. Finché non si asciugherà tutta l'acqua difficilmente si possono fare previsioni su quando il fronte franoso si fermerà, un fronte che viene monitorato anche dai satelliti dell'Agenzia Spaziale H24 per capire i suoi movimenti. Questa mattina
alcuni residenti sono riusciti a entrare al limite della zona rossa accompagnati dai vigili del fuoco per prendere poche masserizie dalle case, pochi effetti personali alle case, ma oggi Ciciliano, il capo della Protezione Civile Nazionale, ha riaffermato ancora una volta che tutte le case sul fronte frana vanno demolite e che non potranno mai più essere recuperate in alcun modo. Però apre una finestra sulla zona rossa, sui 150 metri della zona rossa che ancora rimangono su questo fronte. Alcune abitazioni potrebbero iniziare già dalla prossima settimana, se il fronte franoso dovesse rallentare ulteriormente, a tornare ai cittadini, e questa è una prima bella notizia, una prima buona notizia. Un'altra buona notizia è che oggi si sono riaperte le scuole. Oggi tanti ragazzi finalmente dopo 8 giorni sono potuti tornare in classe. Siamo andati in alcune scuole per cercare di raccogliere le emozioni dei ragazzi, soprattutto gli sfollati delle 3 scuole che rimangono in zona rossa, che sono stati redistribuiti all'interno degli altri istituti della città. Tanta emozione tra i ragazzi, ma tanta emozione anche tra gli insegnanti. Oggi è stata una giornata interlocutoria, naturalmente, ci si è messi attorno alla lavagna chiedendo ai ragazzi di esprimere le proprie emozioni sotto la sorveglianza del pool di psicologi che sta monitorando il rientro a scuola dei ragazzi. Ma noi stamattina siamo stati al Plesso Manzoni, una delle scuole che ha accolto i ragazzi sfollati, e abbiamo raccolto le emozioni dei ragazzi e degli insegnanti. Sentiamo. Sono stato felice che sono venuto al Manzoni perché qua ho tutti i miei fratelli, qua vorrei stare tutto l'anno. Come tornare a scuola oggi? È un pochino stressante. Perché? Perché i compiti. Allora, tornare a scuola oggi diciamo che è come un'esperienza diversa perché non siamo di nuovo nella nostra scuola, abbiamo 9 classi, 9 ambienti. La gioia più grande è che siamo insieme con i ragazzi, che siamo nella nostra scuola, che siamo stati accolti non bene ma benissimo. È sicuramente un giorno di ripresa dopo 15 giorni di lavoro alacre per far sì che i nostri alunni potessero ritornare alla quasi normalità. Questo ci rende gioiosi e fieri di quel lavoro che abbiamo svolto. E queste le emozioni dei ragazzi e degli insegnanti al ritorno da scuola, ma oggi è stato anche il giorno del sopralluogo della Soprintendenza di Caltanissetta, che ha voluto perlustrare i beni culturali che risiedono all'interno della zona rossa di Niscemi. Tanti palazzi di pregio del secolo scorso e del 1800, tra l'altro c'è una biblioteca che raccoglie oltre 4.000 testi dello storico Angelo Marziano, che proprio sul fronte frana è quella francamente rischia veramente di crollare, mentre invece sono tante chiese e tanti palazzi, una tra tutte la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che ha al suo interno un organo del 1700 e che verrà presto recuperato perché la chiesa si trova proprio a margine della zona rossa, per metterlo in salvo. E poi c'è la curiosità di Palazzo Iacona Castronovo, un palazzo del secolo scorso che per metà è in zona rossa e per metà in zona bianca, solo che nella zona rossa il salone contiene ospita una tela del 1600, anche lì bisognerà intervenire il prima possibile. Ma facciamo il punto di quello che ha detto la sovrintendenza attraverso le parole della sovrintendente di Caltanissetta, Daniela Vullo. Abbiamo attenzionato innanzitutto la Chiesa delle Grazie, che si trova proprio al limite con la zona rossa, e poi ovviamente a distanza abbiamo potuto vedere i palazzi storici che sono interessati, primo fra tutti il Palazzo Iacona di Castellana, uno dei palazzi più belli, non soltanto di Niscemi ma veramente della Sicilia. Nell'immediato stiamo valutando appunto lo spostamento temporaneo in un locale alla Curia vicino, diciamo abbastanza vicino, di beni mobili della Chiesa delle Grazie. Bisogna lavorare in assoluta sicurezza, quindi ci rimettiamo a ciò che la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco ci diranno. Queste le parole della sovrintendente, bisognerà intervenire al più presto, c'è poca speranza per i 4.000 libri della Biblioteca Marziano. Oggi pomeriggio alle 16 è atteso il procuratore Salvatore Vella, che incontrerà il sindaco Massimiliano Conti e i responsabili del COC, e poi farà il punto con la stampa intorno alle 18:30 sulla inchiesta, sul fascicolo aperto dalla procura di Gela per disastro ambientale. Se non ci sono altre richieste, noi vi aggiorneremo più in là, vi restituisco la linea.
Grazie Gerry Italia. Naturalmente nelle prossime edizioni vi aggiorneremo voi da casa sull'esito della conferenza stampa del procuratore di Gela che ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. E passiamo da un'emergenza all'altra perché sono in corso il riposto sulla costa ionica di Catania rilievi stradali condotti con dei laser scanner su via Marina e sul lungomare di Torre Archirafi tra le zone maggiormente colpite dal passaggio del ciclone Harry. In particolare a cosa servono questi scanner? Servono ad accertare se lo stato delle infrastrutture al di sotto del manto stradale per escludere la presenza di vuoti o indebolimenti provocati dalla forza delle onde che in superficie non sono visibili. Il lungomare è stato ripulito dai detriti, ha detto il sindaco Davide Vasta, ma non possiamo permetterci di riaprire una strada senza avere la certezza assoluta anche delle condizioni sottostanti il manto stradale. Siamo adesso alla cronaca, l'amore tra due diciottenni a Palermo scatena la faida tra due famiglie, una rissa finita con 15 persone denunciate. Marco Gullà. Calci, pugni, anche colpi di casco. Una notte di violenza a Palermo, in via Monfenera, nei pressi dell'ospedale civico. Una storia d'amore tra due diciottenni, ostacolata dalle rispettive famiglie che dopo i primi screzi si sono affrontati per strada. E di un arresto e 5 denunce il bilancio di una rissa in cui sono state coinvolte una quindicina di persone, scoppiata nel cuore della notte in via Monfenera. Ad avere la peggio sono state 2 donne, una è stata portata in ospedale con il naso rotto, mentre l'altra ha riportato una ferita a un orecchio. Il primo round è stato di mattina con uno screzio avvenuto nella zona del mercato di Ballarò. Poi la sera alle 22 la situazione è definitivamente degenerata. Dalle parole si è passate alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato che ha coinvolto 15 persone. Quando sono arrivati i carabinieri la situazione si era calmata, ma l'uomo di 32 anni ha tentato di riaccendere lo scontro cercando di avventarsi contro alcuni dei contendenti. Fermato dai carabinieri ha tentato di aggredirli, da qui l'arresto che è stato convalidato dal GIP di Palermo. E adesso andiamo sull'Etna, sul versante nord, a Piano Provenzana, dove gli impianti sono stati finalmente aperti e presi d'assalto dagli sciatori, ma non si smontano le polemiche sulle strade chiuse a causa della mancanza di spazzaneve. Sentiamo Luca Ciliberti. Impianti aperti a Etna Nord. Dopo la falsa partenza di sabato scorso, mezza giornata di sci prima dell'arrivo del maltempo, il versante di Piano Provenzana prova ad approfittare della neve caduta copiosa in questi giorni per far partire la stagione sciistica. Al momento resta chiusa solo la pista anfiteatro per una formazione di ghiaccio che metterebbe a rischio anche gli sciatori più esperti. Stamattina, nonostante la giornata lavorativa, in molti si sono riversati sulle piste con la seggiovia Pusciò-Tanaurpi e gli ski lift Coccinelle e Monteconca che hanno cominciato a lavorare di buon mattino all'apertura. Restano invece le polemiche dopo i 2 giorni di maltempo che hanno messo a dura prova il sistema Etna. Mare neve bloccata a causa del ghiaccio, incidenti, parcheggi insufficienti e soprattutto mancanza di spazzaneve e spargisale in grado da rendere fruibili le strade di collegamento con Lingue Glossa, Piano Provenzano e Nicolosi. Sul versante sud, infatti, la strada provinciale che da Nicolosi porta fino al rifugio Sapienza è stata chiusa al traffico a Piano Bottaro. In una nota il deputato nazionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo parla di interruzione di pubblico servizio perché sull'Etna gli spalaneve e i mezzi spargisali dovrebbero essere attivi 24 ore su 24 e lavorare anche la notte, soprattutto durante e in seguito a violente precipitazioni e caduta di neve abbondante. Nella settimana di Sant'Agata, prezioso attrattore di flussi turistici nel periodo invernale, la disorganizzazione e la mancanza di programmazione da parte di tutti i soggetti pubblici e istituzionali preposti a garantire una corretta fruizione dell'Etna espongono il territorio a critiche, come sottolinea Barbagallo, e a brutte figure internazionali. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare della festa di Sant'Agata che ormai è alle porte e anche della nostra diretta che vi offrirà immagini istantanee appunto dai festeggiamenti. A tra poco. Si avvicina la festa di Sant'Agata e a Catania scatta un piano sicurezza e dettagli nel servizio di Adelaide Barbagallo.
Sicurezza e ordine pubblico a Catania durante i giorni della festa di Sant'Agata, bonificati centinaia di tombini e cassette degli impianti del gas e delle luci, tutti segnalati e sigillati. Lo vediamo in queste immagini. Il piano di emergenza prevede delle postazioni mediche, uno anche all'interno della cattedrale, ambulanze in Piazza Duomo e dietro la Basilica. L'ingresso dei fedeli in cattedrale avverrà dall'accesso laterale attraverso il cancello di via Vittorio Emanuele. La capienza massima prevista è di 3.000 persone per la messa dell'Aurora e di 2.500 per il pontificale. Monsignor Barbaro Scionti smentisce le voci riguardanti i presunti ingressi a pagamento per la partecipazione alle celebrazioni religiose in cattedrale. Desidero smentire queste voci che sono false, per ricordare che in cattedrale si entra e si può entrare per pregare, per le celebrazioni, sempre e soltanto gratuitamente. È stato così, è così e continuerà ad essere così anche dopo le celebrazioni di Sant'Agata. La Candelora d'Oro quest'anno è stata consegnata al Comune al sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera di Montesano. Sant'Agata è Catania, Catania è Agata. Per cui rappresentare la cultura e ciò che esprime, ciò che vuole dire nel nome di Agata è sicuramente una grande gioia, ma al contempo inizia una grandissima responsabilità. Il Comune di Catania ha introdotto tariffe taxi agevolate per favorire la mobilità e ridurre il traffico nel centro storico. Fino al 6 febbraio, dalle 10 alle 20, è previsto un costo fisso di 10 euro da qualsiasi zona della città verso il centro storico, valido fino a 4 passeggeri. E da domani torna anche la nostra maratona televisiva Devoti Tutti, oltre 50 ore di diretta su Antenna Sicilia, Telecolo, Sicilia Web e sui nostri social, il racconto delle immagini della festa di Sant'Agata tra punti fermi e nuove sinergie. Roberta Lunghi. Le immagini e le voci, i canti e le preghiere, la gioia e la fatica, il silenzio, il volto sempre in primo piano di Agata. Su Antenna Sicilia Telecolor, in streaming su Sicilia Web, sito e app e i social dell'intero gruppo editoriale, da domani e fino al 6 febbraio ritorna Devoti Tutti e il racconto della festa di Sant'Agata 2026 raggiungerà ancora una volta il pubblico di tutto il mondo. Un'edizione con tanti punti fermi e qualche novità che serve solo ad aggiungere contenuti, sinergie e consapevolezza di rappresentare la terza festa religiosa al mondo in un anno delicato per un intero territorio ferito. Anche RTL 102.5 aprirà durante i 4 giorni della festa molte finestre su Devoti Tutti per raccontare ai suoi ascoltatori e in radiovisione i momenti salienti delle celebrazioni. Un filo legherà anche Sicilia Web e il comitato dei festeggiamenti agatini con la pubblicazione online dell'app che consente di seguire la Santa. Dal team social arriva anche una serata speciale domani alle 17 sul palcoscenico del Gatto Blu, il talk in versione podcast Agata. Saranno più di 50 le ore di diretta a partire dal 3 febbraio, dalle 10 l'uscita della carrozza del Senato e l'offerto della cera e poi la sera in diretta dalle 19 il concerto e i fuochi da Piazza Duomo. Il 4 febbraio dalle 5 la messa dell'Aurora e l'emozionante uscita del busto reliquiario con il giro esterno del Fercolo. La giornata clou del 5 febbraio si aprirà in diretta dalle 10 con il solenne pontificale. Dalle 16 si attenderà l'uscita di Sant'Agata dalla cattedrale per poi iniziare a seguire il giro interno. Il 6 febbraio dalle 5 si tornerà in diretta per la salita di San Giuliano, il canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Come tutte le attese di un incontro speciale, in queste ore i devoti preparano il sacco, la scozzetta, i guanti e il fazzoletto, pronti a raccogliere l'invito del capovara Claudio Consoli a rafforzare il grido all'unisono. Evviva Sant'Agata, siamo tutti devoti tutti. E arriva anche l'app del Comune di Catania che stabilisce un nuovo canale di comunicazione diretto con l'amministrazione. Ecco, la vedete in questa immagine. Tramite l'app si potrà ad esempio essere aggiornati su notizie, comunicazioni istituzionali, ma anche scoprire la vita della città con i suoi eventi, le iniziative culturali, accedere ai servizi comunali online, consultare il calendario della raccolta differenziata. In occasione della festa inoltre ci sarà una sezione dedicata. La vita di Franco Battiato, il maestro, diventa un film, il lungo viaggio dell'artista che ripercorre la sua infanzia e poi l'evoluzione del suo talento musicale. Desiree Ferlito.
Io da oggi ho deciso che farò successo. La vita di un genio, la voce di un maestro, il racconto del viaggio interiore di un personaggio eclettico, difficile da interpretare, impossibile da decifrare. Il lungo viaggio è il film sulla vita di Franco Battiato, non solo un cantautore ma il guru della musica italiana. Un viaggio interiore in cui l'artista affronta una vera e propria ricerca consapevole che culminerà con un successo forse già predetto. Ti ricordi il tema che facessi all'elementare? Io chi sono? Ora, dopo tutto questo tempo, ci sei riuscito a capirlo? Al centro della trama il racconto della sua infanzia, il difficile rapporto con il padre e l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri professionali più significativi che hanno plasmato la sua carriera come artista e il suo spirito unico e creativo. Io sono un fantasma post-apocalittico venuto dal futuro, ma... Colpisce ed emoziona la straordinaria somiglianza con Battiato dell'attore Dario Aita, che ha dichiarato di aver cercato di captare anche la postura interiore di Battiato, il che ha reso la sua interpretazione unica e autentica. È possibile che la nostra esistenza, quello per cui viviamo, sia solo questo? Già in programmazione nelle sale cinematografiche fino al 4 febbraio, il lungo viaggio è un omaggio emozionante che prova a sintetizzare un'esistenza complessa come quella di Battiato e lascia la sensazione che resti ancora una figura inafferrabile. Via, fai partire. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. È stato ricordato questa mattina il commissario di polizia Filippo Raciti, morto 19 anni fa durante gli scontri al Massimino. Nel corso dell'incontro Catania-Palermo alle 9 è stata deposta una corona d'alloro sulla sua tomba al cimitero di Acireale, poi è stata celebrata una messa in suffragio e infine c'è stato un momento di raccoglimento allo stadio Angelo Massimino, proprio nel luogo in cui il 2 febbraio del 2007 una partita si è trasformata in tragedia. Ci fermiamo ancora. C'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, Catania al lavoro per preparare il derby con il Trapani, ci dice tutto Marco Carli. Interrogarsi e ripartire. In tal senso la decisione che fa discutere, presa dalla Lega, far giocare la gara col Trapani sabato, può aiutare il Catania, perché dopo una sconfitta la cosa migliore è tornare presto in campo e ricominciare da capo. Certo, dopo appunto le dovute analisi su come il Catania può essere scomparso dal campo trascorsi i primi 10 minuti e dopo il gol del vantaggio, sul perché in trasferta non si riescono a ripetere le stesse prove viste al Massimino, sull'assenza di reazione, su alcune decisioni tattiche. A proposito, col Trapani torna a casa sola ed è squalificato Miceli con conseguente diversa impostazione della difesa, possibile attendersi Carni e Lutti centrale con ai lati Celli e poi o Ierardi o Allegretto. Ancora presto per avventurarsi in probabili soluzioni, l'importante è che il Catania sappia trovarle. Il Benevento ha fatto intendere a Bergamo le qualità che possiede rimontando. In questa lotta al vertice con la Salernitana che resta indietro, fermata in casa dal Giuliano, gli etnei hanno dimostrato di poter dire la loro, ma appunto serve ripartire. Nelle intenzioni del club il mese di febbraio, che comincia con i 2 derby siciliani con Trapani e Siracusa, deve servire ad arrivare al meglio agli scontri diretti di inizio marzo. La corsa continua anche dopo lo stop inatteso col Sorrento. Siracusa rimontato e battuto anche dal Crotone. Sentiamo Marco Petrolito. Quarto capo consecutivo per il Siracusa di Marco Turati, che il De Simone cede 3-1 ad un Crotone più solido, cinico e ben organizzato. Gli azzurri avevano illuso il pubblico di casa passando in vantaggio con Contini, ma nel giro di pochi minuti sono stati ribaltati dai calabresi, che hanno poi chiuso i conti nella ripresa. Inizio di gara bloccato, con ritmi bassi e squadre attente soprattutto a non scoprirsi. La prima vera occasione si registra al minuto 25 con Limonelli che libera Arditi, il cui sinistro viene neutralizzato da Merelli. 2 minuti dopo arriva il vantaggio Retuseo, Gudelevicius viene atterrato in aria da Groppelli e dal dischetto Contini non sbaglia, firmando l'1-0. La reazione del Crotone però è immediata. Al 35esimo Ferroni è costretto ad una grande parata su Zunno e al 37esimo lo stesso attaccante trova il pari con una bella giocata personale, liberandosi di Puzzone e battendo con una precisa conclusione il portiere Retuseo. Il Siracusa accusa il colpo e nel recupero del primo tempo subisce anche la rete del sorpasso. Vinicius approfitta della dormita della difesa azzurra e firma il 2-1 con cui si va all'intervallo.
Secondo tempo col Siracusa che alza il baricentro, ma fatica a trovare spazi contro una difesa implacabile. E invece il Crotone a rendersi di nuovo pericoloso. Al 62esimo Piovanello impegna i Farroni con un diagonale, sugli sviluppi del corner che ne consegue, Cancellieri trattiene Gomez in aria. Per l'arbitro è rigore, con lo stesso attaccante che lo trasforma. Nel finale gli azzurri tentano una reazione d'orgoglio, ma le occasioni sono poche, a parte un tiro alto di Di Gesù e qualche mischia non succede più nulla. Il Crotone controlla senza affanni, portando a casa i 3 punti più che meritati. Per il Siracusa invece un'altra serata amara, la situazione infatti si complica e con una squadra che aveva trovato un'amalgama e sembra essere ripartita da zero, serve una rapida inversione di tendenza per uscire dai bassi fondi della classifica che adesso la vede da sola al penultimo posto. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso ad Anteprima Corner condotto da Angelo Gagliano, grazie a tutti, un buon pomeriggio.